C'è una grande necessità in Italia di avere una politica che renda uniforme le azioni del nostro partito nelle varie regioni. Le regioni sono nate per una maggior partecipazione del territorio al governo dello Stato, ma si sono poi rivelate essere anche dei luoghi nei quali avveniva una devastazione dell'unità dello Stato. Allora è necessario che una forza politica come la nostra si proponga di ispirare una serie di azioni nelle varie regioni che tendano sia a dare una personalità e una capacità di partecipazione ai territori e alle regioni, sia però di fare in maniera che questo si canalizzi dentro scelte di politica generale che non rompano l'unità dell'impostazione complessiva dello Stato. Penso per esempio alla necessità che le regioni non vadano ciascuna per conto proprio sul terreno della scuola, rompendo l'unità del sistema scolastico. Penso al fatto che le regioni nell'ambito della loro pianificazione sanitaria rispondano a dei principi che siano principi voluti dallo Stato, principi universalistici di presenza e partecipazione pubblica. Penso che sull'assetto del territorio, sulla sicurezza del territorio, penso che sulle questioni per esempio del rischio sismico, del rischio idrogeologico, le regioni debbano coordinare la loro azione in una grande iniziativa nazionale, perché oggi quello è il tema sul quale si può addirittura costruire un pezzo della nuova economia. Allora tutto questo cerchiamo di farlo, cercheremo di farlo attraverso l'azione del nostro laboratorio, in maniera tale che anche l'Italia dei Valori possa dare un contributo a questo processo secondo il quale i territori partecipino più che non nel passato alla costruzione di un nuovo Stato nazionale.